Come facciamo a sapere se funziona? Queste sono per la sala o sono per le mascherine? No, voi le potete vedere. Sì. No, di qua per la sala. È per la sala? Sentite? No, sono proprio spenti. Probabilmente devono accenderli là dentro. Prova. Sì. Adesso funziona? No, ancora no, ma c'è... Aspettiamo che... Sì. No, è un problema per la diretta Facebook. Adesso sì. Provate i vostri. Prova. Ok, così. Sì. Ok, allora, perfetto. Possiamo iniziare? Sì? Bene, allora, benvenuti a questo appuntamento di Esula e bentornato Sassari anche al dottor Colombo. Grazie tanto. Oggi presentiamo un libro che peraltro ha scritto a quattro mani con Liliana Segre. Liliana Segre è anche cittadina onoraria di Sassari, e un applauso a Liliana Segre. Grazie prima di tutto a chi ci ospita, la Camera di Commercio, Pietro Esposito, Graziella, tutti quelli che lavorano qui e che ogni volta che è necessario ci ospitano in questa sala molto bella. Il Festival Edula è un festival che durerà 9 mesi, che toccherà una cinquantina di città e paesi della Sardegna, con circa 150 incontri. Esiste grazie al contributo della Regione, della Fondazione di Sardegna. Ci aiuta oggi a conversare su questo libro Gianfranco Strina, che è dirigente dell'Istituto Margherita di Castelli, che oggi ha anche allestito una piccola mostra di documenti che adesso lui vi spiega e che potete anche visionare, ci sono anche le colleghe di fuori apposta, e quindi subito la parola a Grazie a tutti, ringrazio Edula, ringrazio Aldo. Sì, avrete modo di vedere anche dopo la conclusione dell'incontro di stasera i documenti che fanno parte dell'archivio storico di Gio Castelli, che testimoniano, diciamo, proprio le leggi razziali che furono emanate per la scuola. Sono vari documenti dei provveditori di studi comunicati, diciamo, per l'esclusione dei testi di studio per le scuole di autori ebrei, eccetera, eccetera.
diciamo, sono documenti che testimoniano l'irrazionalità e la follia, diciamo, anche, che caratterizzò quell'epoca lì. Sono molto emozionato perché è la prima volta che diciamo, prendo parte a questi dialoghi con gli autori e ne sono onorato che la mia prima volta sia con Gerardo Colombo, che stasera. Non vorrei che il paragone fosse irriverente, però lo paragono un po' a Piero Angela, nel senso che Diverso da Piero Angela. io al merito Piero Angela di aver divulgato con semplicità e competenza i fondamenti del pensiero scientifico e razionale, rendendolo accessibile anche a chi non fa parte della cerchia di esperti. Io credo che allo stesso modo Gerardo Colombo ha il merito di divulgare i concetti di democrazia, giustizia e legalità che trovano terreno fertile ma anche concretezza nei principi contenuti nella nostra Costituzione. Io sono un maestro elementare, ho diretto a suo tempo anche delle scuole elementari e sono fondamentali i suoi testi anche rivolti ai giovani, bambini, in questo caso scritti con Anno Sarfatti, sono quasi, dicevo anche prima, diventati quasi dei libri di testo, i libri di Gerardo Colombo, dove spiega e argomenta la Costituzione rivolgendosi ai bambini. E Gerardo Colombo, su questo aspetto, sottolinea anche una cosa che non sapevo, si trova in questo libro ricchissimo di spunti, che l'opera dei padri costituenti fu un'editoria anche dal punto di vista stilistico e si avvalse del rapporto di letterati affinché la nostra Costituzione fosse espressa in un linguaggio semplice per essere accessibile e comprensibile a tutti. Quindi questo libro, è inutile dirlo, va letto sempre tenendo vicino, insieme al libro, anche la nostra Costituzione. E iniziamo, diciamo, questo dialogo Gerardo Colombo. Prima di iniziare a parlare proprio di libro, vorrei che parlassi di Liliana Segre, con la quale ho scritto questo libro. Perché sentito il bisogno di dialogare con Liliana Segre e perché il dialogo con Liliana Segre è significativo nella tua opera incessante di divulgazione e riflessione sulla Costituzione. Buonasera, prima di tutto, buonasera, grazie per essere qui. Non siete stati spaventati da quest'acqua che è arrivata poco prima che arrivassimo noi. Grazie davvero tanto. Io sono stanchissimo, quindi sarò magari un po' lento, proprio di comprensione. E magari mi dimentico delle cose, lei vede poi lei se ho risposto bene alla domanda. Magari senza darmi il voto. Allora, come mai abbiamo scritto questo libro? Io sono anni, ormai ma tanti anni, che giro nelle scuole a parlare delle cose di cui diceva lei, della Costituzione, molto, delle regole, del rispetto delle regole, che cosa sono le regole. Mi piacerebbe parlarne anche con voi, perché secondo me cioè, si fa fatica a vederle per quello che sono, delle volte anche da parte degli adulti, le regole, no? Noi le identifichiamo molto con le conseguenze della violazione. Vediamo la regola molto come la sanzione che si accompagna alla violazione della regola. Invece la regola è qualcosa di diverso, che delle volte c'entra con la sanzione, ma potrebbe non c'entrarci mai con la sanzione. E sono anni e anni. Altrettanto faceva, perché adesso ha smesso, Liliana Segre, che ha speso 30 anni della sua vita, dai 60 ai 90, andare in giro a parlare nelle scuole della sua esperienza. Io conoscevo questo fatto di lei, ma non la conoscevo personalmente. È successo, essere preciso su quando è difficile, perché il Covid almeno a me ha scombussolato un pochino, no? Il ricordo degli anni. Mettiamo che sia stato, quel libro l'abbiamo scritto, abbiamo finito, è stato pubblicato nel 20, mettiamo che sia stato il 18, forse il 2017. Morale, al Giardino dei Giusti, che non so se non credo che conosciate, a Milano c'è Montestella. Montestella
è stato fatto con le macerie delle case bombardate. Milano è stata bombardata molto, c'era da portare via, no, tutte queste macerie, e cosa ha fatto? Le ha radunate vicino allo stadio di San Siro, che forse non c'era ancora, bisogna andare a vedere, ma non mi interessa. E poi la coperta di terra è venuta fuori una montagnetta, sarà alta 20 metri, però è molto, molto, forse anche di più, è molto ampia, è molto fatta da macerie. E lì c'è stata questa iniziativa di fare il Giardino dei Giusti, che è un giardino che esiste in tanti luoghi, no? Dove si ricordano le persone che vengono ritenute giuste per quello che hanno fatto. È stato inaugurato proprio quell'anno, che poteva essere il 18, il 19, forse il 18 o il 17, vabbè, quel che è. E io ci sono andato all'inaugurazione e proprio uscendo ho visto Viviana Segre. Ho detto vado a salutarla. Sono andato, l'ho salutata, abbiamo scambiato 4 battute. Ci siamo rivisti poi in occasione della marcia che 600 sindaci hanno fatto quando le hanno assegnato la scorta, proprio come dimostrazione di solidarietà quella di questa persona così significativa, no? Viviana Segre è anche un simbolo. E mi è venuto in mente, parlandone così, di proporle di scrivere insieme il libro che poi abbiamo scritto. Perché? Perché Viviana della sua esperienza ha parlato tanto, tantissimo, ha scritto anche, è stata intervistata, eccetera. A me sarebbe piaciuto, e lei ha condiviso, poi mettere insieme quel che ha vissuto con l'evoluzione delle leggi, perché io credo che sia molto importante, no? Noi trascuriamo abbastanza, se abbiamo molto ben presente la Shoah, quel che è stato, i campi di sterminio, le deportazioni e così via, cioè i fatti, abbiamo invece molto meno presente il diritto, che era diritto, niente da fare, e cioè la somma delle leggi che a cominciare dal settembre del 1938 poi si sono moltiplicate nel nostro paese, arrivando poi a mettere delle basi estremamente solide di quel che è successo a lei e a tante altre persone che dai campi di sterminio non sono tornate mai. Quindi gliel'ho proposto, lei è rimasta d'accordo, mi è piaciuta l'idea, e allora ci siamo messi un giorno davanti a un registratore e abbiamo chiacchierato. Questa registrazione è stata trascritta, è stata la base sulla quale poi abbiamo lavorato e il libro è uscito. Ecco, il percorso è stato questo. Se non l'avete letto, come credo, perché qualcuno l'ha comprato quest'oggi, quindi sicuramente non l'ha letto. Il libro è fatto proprio dell'intreccio tra i ricordi di Liliana e le leggi che sono riportate, con una parte, la parte finale, che invece riguarda l'attualità, riguarda la nostra Costituzione, riguarda l'importanza della Costituzione, così, proprio la struttura, io direi, perché anche la Costituzione sarebbe importante, secondo me, importantissimo riuscire a capirla. E siccome il pallino sia suo, di Liliana, che mio, ci siamo intrattenuti molto su quella. Se la seguissimo sarebbe veramente l'antidoto per evitare che cose simili possano ripetersi in futuro. Sì, questo è un tema conduttore chiaramente centrale, quindi il libro è l'articolo della Costituzione.
ne leggeremo lo leggeremo pezzettino per ricordarlo meglio. Però appunto parliamo delle leggi razziali, cioè subito si parla delle leggi razziali del Regio Decreto del 5 settembre del 38 per la difesa della razza nella scuola italiana, tant'è che poi è emozionante, diciamo, il racconto che fa Liliana Segre all'interno del libro del fatto che lei da un giorno all'altro, bambina che andava a scuola, 8 anni, l'indomani le dicono tu non puoi più entrare a scuola. Quindi, traumatico, chiaramente con tutte le conseguenze poi che può avere nel vissuto di un bambino così piccolo. Detto questo, la lettura di queste pagine, diceva, è molto emozionante, ma perché secondo lei la prima delle leggi razziali riguardò proprio la scuola? Perché si andarono a colpire per fine gli studenti e i docenti? Questo secondo lei è un caso oppure un significato particolare? Ma io credo che abbia un significato particolare sotto tanti punti di vista, sotto tanti punti. Era molto simbolico perché era la scuola, no? E quindi era chiaramente il rifiuto di una cultura, era il rifiuto di una cultura, a cui poi sono seguite quelle cose che si vedono anche qua fuori, no? La proibizione dei libri scritti da ebrei e così via, no? Era proprio il rifiuto della cultura. E d'altra parte era anche una cosa, per certi versi, meno drastica di quel che è venuto dopo. Io non lo so se sia stato un disegno, quello di iniziare con qualche cosa che non ha sconvolto niente nessuno. Cioè, sono stati pochi gli italiani che si sono rifiutati di applicare le leggi razziali. E sono stati tanti, a mio parere, quelli che sono stati contentissimi. Sì, e purtroppo è stato così. Certo che avrebbe fatto più impressione confiscare le case, per esempio, no? Io credo. Quindi non so se ci sia stato dietro un disegno, o se, perché lì bisognerebbe andare a fare una ricerca storica di altro taglio, no? O se invece si sia cominciati di lì perché alla fine era anche semplice, no? Sta di fatto che però è stato molto simbolico la cultura. Questo impedire che i bambini stessero con i bambini. Vedete, si comincia di lì, no? L'integrazione intesa come capacità di convivenza, perché noi integrazione delle volte intendiamo come conformarsi a, no? Che è esattamente il contrario di quel che pensa la nostra istituzione. Invece l'integrazione è intesa come riconoscersi nelle proprie diversità, comincia nelle scuole. Io credo che nel nostro paese si stiano facendo dei passi importanti per quel che riguarda l'integrazione con altre etnie proprio sui banchi di scuola e proprio sui banchi di scuola delle primarie soprattutto, no? Perché è dove ci si accorge proprio di meno, dove esistono meno pregiudizi. I bambini a quell'età non hanno i pregiudizi che hanno. E allora rompere lì voleva dire rompere proprio la possibilità di andare avanti, perché non è che fossero, insomma, gli ebrei non è che fossero qualche cosa di diverso. Liliana, quando le ho proposto di scrivere insieme il libro, mi ha detto, e lo riportiamo anche nel libro, mi ha detto: guarda, se tu vuoi capire che cosa è successo, o leggi il libro o guardi il film Il giardino dei Fizi Contini. Io ho visto il film perché purtroppo non avevo tempo per leggerlo completamente. E se lo guardate anche voi capite come esistesse una assoluta integrazione, no? Ma non c'erano differenze. Sa che arriva fuori la legge
e immediatamente gli italiani si adeguano. Adesso io poi, se vado avanti, poi tolgo la possibilità di farmi domande. Quindi mi No, va bene. Poi, chiaramente le mie domande seguono anche un po' il filo che seguo anch'io, lei, anticipo le domande, e lei dice... No, no, sì, diciamo che ci sta portando un po' su un altro tema, però prima di anticipare la parte, secondo me, intensa, che finale del libro, dove diciamo si chiarisce molto anche il senso di tutto ciò che si dice in precedenza, no? Perché chiaramente si inizia subito a parlare dell'articolo 3 della Costituzione, chiaramente lo si cita anche, lo si trascrive perché per correttezza, diciamo, scientifica, e lo dice anche, lei parla appunto di una metodologica, che è quella di riportare esattamente il testo delle leggi quando poi diventa oggetto di riflessione e diciamo, di approfondimento, e quindi l'articolo 3 della Costituzione, soprattutto la prima parte, recita così: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tant'è che poi, tanto è centrale questo articolo 3, che la stessa Liliana Segre dice che poi, quando fu nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica, e promosse anche la creazione di una commissione apposita, disse appunto che la sua missione era quella di riflettere, di far riflettere sull'articolo 3 della Costituzione, perché risulta centrale anche riguardo quella che è la discriminazione attuata nei confronti dei liberi, e parla anche, diciamo, un po' del virus della discriminazione, lo definire così. Lei infatti ha parlato giustamente di anni, no? E quindi riprendo un po' il discorso. Secondo lei il virus della discriminazione nella storia recente è stato debellato oppure è mutato e si ripresenta di nuovo sotto forme diverse? Cioè, l'antidoto, chiaramente, ci crediamo, ci credo personalmente da educatore, che sia l'educazione. Quindi la missione, diciamo, dell'educazione è quella con la memoria, con la riflessione, l'approfondimento, la critica, arrivi a creare, diciamo, quegli anticorpi, usando questa metafora, diciamo, del virus che è così presente nella nostra vita, sia uno degli antidoti. Il problema è che credo ci abbiate riflettuto insieme a me, cioè le mutazioni se esistono, è un rischio che si ripresenta ciclicamente, no, oppure secondo me non è che si ripresenta ciclicamente. Noi siamo in pandemia dal primo... Sì, facciamo così. Perché se lo tiro troppo vicino poi mi casca. Sì, secondo me siamo... Ma si sente? Sì, benissimo. Si sente, cioè siamo in pandemia dal 1° gennaio del 1940, che è il giorno in cui è entrata in vigore la Costituzione. Cioè l'articolo 3 dice, io ve lo traduco in termini diversi, ma neanche tanto. Dice che tutte le persone, perché cittadino nell'articolo 3 è usato tecnicamente, tutte le persone sono importanti tanto quanto le altre, ragion per cui le loro caratteristiche personali, si possono ricordare il genere, l'etnia, la lingua, la religione, eccetera, eccetera, eccetera,
non possono creare discriminazione. Questo è quello che dice la Costituzione. E noi facciamo l'opposto. Cioè noi siamo discriminatori, ma lo vediamo nei confronti delle persone che scappano dall'Africa, perché ci sono le guerre, perché c'è la fame e così via. Ma lo vediamo molto più da vicino, discriminazione di genere. Ma pensate, ci sono voluti 27 anni dall'entrata in vigore della Costituzione perché si modificasse l'articolo 144 del Codice Civile, che sotto la rubrica del titolo autorità maritale diceva il marito è il capo della famiglia e la moglie è tenuta a seguirlo o intenda fissare la residenza. 27 anni. Adesso quell'articolo è cambiato, 1975, e per legge le decisioni che riguardano l'indirizzo della famiglia vengono prese congiuntamente tra moglie e marito. Forse è così, però guardate quanti altri aspetti discriminatori continuano a esistere, no? Per esempio la retribuzione. Ma non soltanto, adesso voi siete qui, io non lo so, magari mi sbaglio, ma a me pare che il compito di tenere pulita la casa gravi sulla donna, sulla moglie piuttosto che non sul marito. Accudire i figli è un compito che grava sulla moglie più che sul marito. Cucinare. Adesso i maschi cominciano a prenderci gusto, allora. Sì. 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 Se no, altrimenti è un compito di dire. E questo si verifica anche nel caso in cui lavorano tutti e due, ovvio. Ma anche quando il marito, per esempio, è andato in pensione e la moglie ancora lavora. È vero o no? Chi è che fa il tempo? È così, no? Ma è proprio la discriminazione è così profondamente radicata nella nostra cultura che molto spesso noi non ci accorgiamo neanche di discriminare. E quindi bisogna stare attenti. È una pandemia che continua, delle volte ha delle recrudescenze, però c'è sempre. C'è sempre. Adesso, io non lo so, a me piace citare a questo proposito René Girard, che forse ha letto, dico forse più famoso suo è La violenza in questa rivisitazione dei miti, da cui lui trae quella che sarebbe un'esigenza del genere umano di caricare su un capo espiatorio tutte le responsabilità dei singoli, di modo che una volta sacrificato il capo espiatorio ci si illuda di ritornare innocenti e si riprenda. Ecco, io credo che noi stiamo proprio vivendo il periodo del capo espiatorio, il periodo in cui l'odio è così diffuso, così. L'odio è discriminazione, no? È esattamente discriminare il diverso, qualunque sia la diversità. Nella nostra Costituzione la diversità è un valore. È importante che si sia diversi, che non si sia omologati, che non si sia conformisti. E invece noi adesso, in questo periodo, lo stiamo vivendo con una accentuata caratterizzazione di questo. Molto bene. Molto male, Molto bene, chiaro.
una chiarezza, bene si riferiva la chiarezza. Sì, era una battuta. Molto male sì, il periodo, ed è un tema centrale anche questo. Vorrei proseguire su un aspetto che ha affrontato, quello dei giovani. Sì. Perché comunque anche loro sono molto citati e diventano protagonisti, soprattutto nella parte finale del libro. Abbiamo già detto che appunto Liliana Segre, ed è descritto un po' il travaglio con cui Liliana Segre arriva a voler essere una testimone della Shoah e della drammatica esperienza che ha vissuto, e è molto bella l'evoluzione anche personale che ha caratterizzato il fatto che fino a 60 anni non aveva minimamente pensato di poter raccontare le sue esperienze, e anzi ha avuto difficoltà proprio a parlarne anche in privato, diciamo così, non pubblicamente, però nel libro viene illustrata molto bene questa evoluzione, però diciamo che a compiuti 60 anni inizia ad avere l'esigenza, a sentire l'esigenza di raccontare la sua esperienza drammatica ai giovani. E la convinzione è appunto quella che nel racconto e nella memoria si possano trovare gli antidoti per evitare di ripetere errori tragici come appunto le leggi razziali, le deportazioni e la Shoah. E quindi inizia un ciclo di incontri numerosissimi nelle scuole, ponendo ai giovani, diciamo così, una fondamentale alternativa tra la scelta e l'indifferenza. Voi dite questo, la scelta lo dite insieme, perché poi appunto il libro è un dialogo, un passarsi la palla sull'argomento e quasi continuate a completate a vicenda il vostro pensiero ampliandolo. Però dite insieme quindi che la scelta è libertà, l'indifferenza è sottomissione. L'indifferenza genera omologazione, paura e odio. Queste sono tre parole importanti, soprattutto l'accento che mette nel libro Gerardo Colombo è sull'odio. Sono temi che diventano centrali nell'ultima parte del libro e che secondo voi bisogna contrastare in ogni modo. E questo mi porta a fare la domanda. Lei è iniziato e prosegue in un intenso dialogo con i bambini e i giovani. Domani non a caso vi sarà un incontro con gli studenti. Abbiamo fatto uno stamattina, domani sarà in un'altra scuola. Ce n'è tre, di cui uno dai. Quindi diciamo in 2 giorni ci sono 4 incontri con i giovani, con i grandi, e quindi si vede anche qui forse l'importanza che ha per lei il dialogo con le persone. I giovani sono al centro. Da questo dialogo, quale idea si è fatta dei nostri giovani? Sono disposti a impegnarsi per superare le discriminazioni, per superare la tentazione di accomodarsi e lasciare agli altri il compito di difendere i principi sanciti dalla Costituzione, ad esempio per difendere la legalità. I giovani di oggi sono ancora capaci di scegliere o secondo lei tendono di più all'indifferenza? Cioè, sono ancora capaci, vorrebbe dire che noi siamo capaci di scegliere. Delle volte sì, ma tante volte no. Cioè, secondo me è drammatica, è veramente drammatica. Io proprio invertirei, no? È drammatica la condizione degli adulti e conseguentemente può essere drammatica la condizione dei ragazzi. Perché noi guardiamo il passato e alla fine lo guardiamo tutti, anche noi due, anche lei, e adesso un pochino emerge. Guardiamo il passato come se fosse una specie di Eldorado e noi adesso stiamo cadendo in un buco. Per certi versi è vero che stiamo cadendo in un buco perché c'è stata la pandemia, perché c'è la guerra in Ucraina e queste cose qua. Però non è che prima fosse chissà che cosa. Anzi, prima eravamo più giovani e allora ci sembra bellissimo tutto perché eravamo più giovani e siamo più giovani. I ragazzi peraltro hanno questa fortuna rispetto agli adulti che possono più facilmente cambiare idea perché non hanno una storia personale da difendere. Noi adulti abbiamo fatto un sacco di scelte
alcune anche importantissime. Cambiare idea ci costa tanto, perché vuol dire mettere in discussione, anzi negare quel che è stato fatto prima. E i ragazzi invece questi problemi ce li hanno molto meno, perché di scelte determinanti non ne hanno fatte ancora. Allora, io non posso rispondere alla sua domanda, perché io i ragazzi li vedo generalmente una volta e poi siamo diversi. E quindi non posso così vedere un'evoluzione. Quel che sicuramente vedo è che sono disponibilissimi al coinvolgimento. Anche questa mattina ero vicino a casa e c'erano questi, saranno stati il 150% ragazzi. E abbiamo parlato di regole, prendendo lo spunto dallo stesso libro che avevano letto, perché magari non tutti, però qualche classe aveva letto, tanto che poi lo avevano chiamati, ma perché l'avevano già letto, perché è una grandissima disponibilità al coinvolgimento, rendendosi conto anche loro che comunque il principio del riconoscimento dell'altro, e cioè della parità universale, è qualcosa che non sta dentro la nostra cultura. E quindi cioè, è problematico anche per loro un grandissimo coinvolgimento. Però, per esempio, che faccio da che parte state? No? State dalla parte della società verticale, per cui c'è qualcuno che comanda e il coordinato che obbedisce, oppure la società orizzontale dove tutte le persone sono libere tanto quanto le altre. E loro questa mattina dicevano sì, la nostra idea è quella della prima ipotesi piuttosto che la seconda. Allora poi io gli chiedo, e gliel'ho chiesto stamattina, c'è qualcuno che ha un fratello minore? Sì. C'è qualche mano. Voi che avete un fratello minore e che pensate di condividere, no, il principio della pari opportunità, quando tornate a casa che il vostro fratello minore sta guardando un programma alla televisione che non vi piace, cosa fate? Vi mettete d'accordo oppure dai parte del comando se non vi fa cosa? E ridono, sì, ma perché il comportamento è quello dai parte del comando. Qualcuno glielo aveva insegnato. Qualcuno gliel'aveva insegnato, perché non è che... Allora il problema è nostro, prima ancora di essere il problema dei ragazzi. Noi invece scarichiamo sui ragazzi, perché noi siamo perfetti. Sì, il problema ce l'hanno sempre chiaro. Secondo me dovremmo parlare un pochino più degli adulti piuttosto che dei ragazzi, perché sono le televisioni, i social, i genitori, gli insegnanti, che ce l'hanno dentro questa idea che noi siamo più importanti e che quindi gli altri meno, ciascuno di noi è più importante di gli altri. E allora poi si comunica questo. Noi impariamo per quello che vogliamo fare, prima se vogliamo fare delle cose. Sì, da questo punto di vista, diciamo, c'è questa consapevolezza anche nella scuola, cioè l'argomento della cittadinanza della Costituzione, che oggi è diventata una disciplina inserita nel curricolo, deve trovare, diciamo, sostanza, soprattutto nel buon esempio e nell'applicazione, diciamo, di quelle che sono le regole nella vita reale. Cioè, se c'è soltanto l'enunciazione, diciamo, che sono i principi, senza che i ragazzi vedano il buon esempio applicato anche nelle piccole cose, probabilmente gli insegnamenti che cerchiamo di dare a scuola non trovano risposta, perché il buon esempio di tante parole. La parola viene dopo il comportamento. Se esiste
contraddizione tra quel che si dice e quel che si fa, passa quel che si fa, e contemporaneamente si segnala l'ipocrisia. Secondo me così è, perché è matematica. Coraggio, dai. Sì, allora, il Mani Pulite è citato in un passaggio, ma è contestualizzato in una vicenda personale di Giuliana Segre, che è quella del rapporto con la. Ora controllo chiaramente anche l'orologio, per daremo spazio dopo questa domanda, io credo che sia il momento di dare spazio a loro. Quella è l'ultima domanda, perché ho fatto fatica a scrivere, ma sono tutte interessanti. Va bene, grazie. Benissimo, benissimo. I complimenti e le gratificazioni ci servono. Comunque, il marito di Liliana Segre, Alfredo, fu un militare italiano internato. E la storia dei militari internati è quella di coloro che non hanno aderito dopo 8 settembre alla Repubblica e Salò sono stati generati in campi e hanno subito le conseguenze appunto del fatto di non essersi aggregati ai principi della Repubblica di Salò. E alla fine degli anni 70 Alfredo aderì al movimento sociale italiano di Giorgio Almirante e questo provocò una grande crisi nella Cuba. Parla in maniera approfondita di questo grande dissidio all'interno della coppia, che poi si risolve proprio nell'amore per Liliana e nel libro si fa un breve cenno di questa situazione delle vicende di Mani Pulite, proprio perché Alfredo approvava questa battaglia contro la corruzione dilagante e trovò poi, nel periodo che visse, chiaramente precedente a Pulite, però aderì al movimento sociale proprio perché secondo lui quella esperienza politica vi era una risposta a quelle istanze di moralità contro la corruzione proprio che già emergevano. E da questo chiaramente mi ha portato a quest'ultima domanda. Il tema del diciamo che avrei anche già la risposta perché ho capito appunto l'impostazione dichiarata e quindi sulla metafora del virus ci siamo già tornati. Però allora rielaboro la domanda e quindi il virus della corruzione da quanto tempo esiste e sicuramente esiste anche oggi, cosa ne pensa? Sì, no, il virus della corruzione esiste da sempre. Sì, cioè, andiamo a vedere che è stato scritto nel corso dei secoli, o dei millenni, il tema della corruzione. Il tema è ancora una volta il tema che riguarda la scelta del tipo di rapporto con gli altri. Oggi con i ragazzi abbiamo parlato molto della fiducia, dell'inganno. A proposito, per esempio, lo spunto era stato quello del copiare le versioni da internet. E non è che ci sia stata una ribellione da parte loro quando ho detto che insomma e che se si invoglia poi viene meno la fiducia. E se viene meno la fiducia si distrega la società. E invogliare vuol dire non considerare. L'invoglio è esattamente l'opposto del nostro articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità, se tutti hanno pari dignità non posso invogliare nessuno, se aderisco e allora non invoglio nessuno. E però noi abbiamo una serie di problemi. Secondo me, a noi, di esseri umani, dà un fastidio dell'altro mondo. Eh sì, perché a noi piacerebbe essere onnipotenti. E invece non lo siamo. E siccome non siamo onnipotenti, ma per rabbia, ma per fastidio, ci spiace moltissimo, ma credo tutti, qualcuno,
scegliere l'altro, ma a noi spiace moltissimo questa idea di essere finiti. Non ci piace, non ci piace. Allora cerchiamo degli antidoti alla nostra finitezza e alla nostra scarsa potenza, no? Al non essere onnipotenti. E questi antidoti sono costituiti da fama, ricchezza e potere. Si insegue quello. E per inseguire quello, dico, anche ci si fa. Anche il tema della corruzione poi è abbastanza complesso. Perché delle volte corrompere è giusto. Poi avete presente, non so, qualcuno di voi ha visto Bastardi senza gloria? Sì? Chi l'ha visto si ricorda la prima scena? E la prima scena è quella in cui arriva, cioè c'è questa casa tranquilla, in questa campagna, no? E c'è questa famiglia, ci sono queste persone che stanno amabilmente conversando. Sotto il pavimento però ci sono gli ebrei nascosti. Arrivano i tedeschi, ammazzano tutti meno che scappano. E sarebbe stato giusto corrompere il capo della pattuglia dei tedeschi. Ti do un sacco di soldi e te ne vai. Per una vita da salvare. E come non è corruzione? Sì. È corruzione sì, tecnicamente. È diverso lo scopo. Come? È diverso lo scopo. In un caso salvi una vita non ha calcolabilità. Vabbè, allora veniamo un pochino più da vicino. Succedeva in Mani Pulite che c'era, insomma, la corruzione era un sistema. Poi finisco perché sennò ci sgridano giustamente. La corruzione era un sistema, cioè era regola. Quindi chi vinceva un appalto lo vinceva perché aveva pagato una tangente e non l'avrebbe vinto se non avesse pagato. E c'era chi si metteva i soldi in tasca, chi li dava al partito. Qualcuno si è ucciso nel momento in cui, Sergio Moro in particolare, nel momento in cui è stato contestato, perché lui non dava. Ma c'era anche qualcuno che questi soldi li prendeva, perché diciamo così obbligatorio prenderli, e poi li dava a un istituto di disabili. E continuava a essere corruzione. E come no? Sì, c'è scritto nella legge. Sì, è corruzione. Quei soldi arrivavano dall'infedeltà di un funzionario pubblico che aveva venduto la sua funzione per far vincere un appalto a chi non poteva vincere. Attenzione! È una trasgressione, la corruzione. Allora, il problema è, ma le trasgressioni sono sempre ingiuste oppure no? Ci pensiamo, ci avviciniamo e vediamo che il cambiamento dipende dalla trasgressione. E Rosa Parks ha trasgredito non alzandosi dal posto riservato agli altri. Ma hanno trasgredito anche, che è vero, Galileo Galilei dovuto violare per non andare incontro alle sanzioni previste per la sua trasgressione. Pensate un po'. Allora, pensate come noi dobbiamo rimodellare il nostro modo di approcciarci al diritto, alle regole. Perché qui le regole le facciamo noi in questo campo, nel campo delle relazioni tra persone. E le possiamo fare in modo da organizzare la società verticalmente, e cioè attraverso la discriminazione. Oppure organizzando la società orizzontalmente, e cioè riconoscendo a tutti le stesse possibilità degli altri.
Ma se le regole organizzano la società verticalmente, secondo me è doveroso. Vi ho complicato abbastanza la vita, uscite confusi e stanotte non... Bisogna riuscire a vedere le cose attraverso non la legge, ma attraverso l'idea della giustizia. E che è diversa a seconda di quello che abbiamo in mente. Se pensiamo che è giusto discriminare, allora la conseguenza sta qua. Se pensiamo che è giusta l'opportunità varia, allora la giustizia sta qua. Bisogna distinguere, non discriminare. Come? Bisogna distinguere piuttosto che discriminare. Quindi scusi, Prego. la legalità non sempre... no, non sempre perché è legale è giusto. No, scusi, allora le chiedo, la legalità è diversa dalla giustizia. Caspita, ma noi stiamo parlando dell'esempio macroscopico. No? Le leggi razziali erano leggi. Caspita, se erano leggi. Quindi è importante confondere i nostri ragazzi cercando di fare riferimento alle persone. Nel senso che a volte la legalità non è solo rispettare le leggi. No, cioè, se loro i ragazzi che avete voi, se c'è qualcuno che insegna al liceo, i ragazzi che avete al liceo, se non fanno il servizio militare, è perché qualcuno ha trasgredito e è andato in prigione perché ha fatto obiezione di coscienza. È soltanto che allora è un pochino più difficile. È più complicato. Certo. Come la vita. Infatti. È per quello che è importante, importantissimo che la scuola educhi non ad obbedire, ma a gestire la propria libertà, e cioè educhi a scegliere. Chissà quante volte nelle nostre scuole è stato detto si è sempre fatto così. Questo qua vuol dire che si sceglie. Fai così, perché? Perché l'ho detto io. Questo è antifamiglia. Adesso non guardate me che sono presi. Sono un po' osservato. Non è che di volta in volta però i cittadini... Non è che di volta in volta i cittadini devono scegliere quale legge rispettare e quale no. Si parte dal principio che generalmente le leggi hanno una loro fondatezza. Cioè il discorso tra legge giusta e ingiusta, cioè siamo antico di che discutiamo, però non è così semplice da capire ai ragazzi la differenza tra distinguere e discriminare. Perché distinguere significa attribuire a ciascuno ciò che gli spetta, discriminare vuol dire togliere. No, attenzione, a ciascuno ciò che gli spetta cosa vuol dire? Unique sunt tribuere, consentiva la schiavitù. Ciascuno ciò che gli spetta cosa vuol dire? Attenzione, attenzione. Che ci sono delle ragioni che noi dobbiamo, quando noi contestiamo attenzione, perché delle ragioni. Guarda, qui io mi inimico tutta la platea perché siete quasi tutti insegnanti, o siete spesso insegnanti. Ce ne sono. Secondo me non è costituzionale dare del tu ai ragazzi pretendendo il lei. E questo qua unique sunt tribuere, ma pensi di confusione, perché? Perché io sono adulto e lui è invece no. Ciò vuol dire niente. Niente. Questo unique sunt tribuere, attribuire ciascuno il suo. Qual è il suo? Qual è il suo? Secondo l'articolo 144 del codice civile, il suo della donna era essere sottomessa al marito. Legge. Allora, qui bisogna guardare un pochino, fare delle distinzioni, non è che possiamo, siccome ci sembra ingiusto che ci sia un biglietto di sosta, mettiamo qui fuori allora tira via il cartello, no?
dal sindaco si dice, questo è il modo metaforico, no? Si dice al sindaco, guardi che ha messo un cartello di divieto di sosta dove è assolutamente inutilarsi anche da noi. Però attenzione, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. E allora è lì che c'è da andare a vedere. E nel libro si parla di un diritto inviolabile, si parla di tanti diritti inviolabili, però si parte da un diritto inviolabile. Articolo 34, la scuola è aperta a tutti. E se la scuola non è aperta a tutti, bisogna evitarsi. È difficile dire. Se ci fosse rispetto da parte di tutti. Aspetti che danno il microfono. Se ci fosse rispetto da parte di tutti, sicuramente sarebbe più semplice. Se il rispetto è dato, cioè se la sottile linea fosse il rispetto reciproco. No? Bisogna che qualcuno cominci. Sì, perché se no, attenzione, se no noi attribuiamo agli altri la responsabilità che anche noi. Io le volevo spostare un attimo la tema del libro, però mi è piaciuta molto la cosa che ha detto nell'ingannare, il discorso dell'ingannare, sì. Noi ragazzi cominciano da bambini, diceva il giudice Paolo Borsellino, mi piace ricordare, la mafia inizia anche da questo, questa è mafia, la mafia inizia da piccole cose. Certo. Qual è il suo pensiero in merito a questa discorso dell'inganno, il discorso di piccoli comportamenti che assumono anche nostri figli o nipoti nella loro quotidianità, o anche noi da adulti? Sì, no, ma infatti, guardi, io ritorno ancora all'esempio perché mi inimico ancora di più tutti voi, all'esempio dello scaricare le versioni da internet. No? Allora, uno scarica una versione da internet, l'insegnante lo sa benissimo. E lo sa benissimo perché, insomma, lo conosce, no? E sa che proprio non ci arriva a fare una versione del genere. Però fa finta di niente. Giusto? Com'è? Certo, fa finta di niente, conferma che è giusto ingoiare. Noi a queste cose ci pensiamo poco, anche perché anche qui ci sono... Che cos'è la verità? Noi non finiamo più per... Poi, bisogna che a un certo punto finiamo perché... Che cos'è la verità? C'è un libro di Vito Mancuso, ne scrive talmente tanti che il titolo non me lo ricordo, ma è uno dei primi. C'è un libro di Vito Mancuso che dice, fa un esempio, anche lui, gli esempi sono le cose più importanti. Di questo insegnante che dice a un ragazzo, tuo padre è un ubriacone. E suo padre è veramente un ubriacone. Ma è dire la verità a questo ragazzo che suo padre è un ubriacone? Quindi è problematico anche questo aspetto, perché noi abbiamo anche bisogno, in una società della pari dignità universale, e abbiamo bisogno che la società sia tale, che tutti siano rispettati. E per rispettare tutti è necessario non essere comunque aggressivi. È necessario essere delicati. È necessario evitare delle volte anche di riportare il fatto.
È un'esperienza del resto comune, no? Perché ciascuno, chi ha dei figli lo sa benissimo, no? Che bisogna sempre stare attenti. Quante cose del nostro passato, chiunque di noi, non diremo mai ai figli. Ma sicuramente, per quanto la nostra vita possa essere specchiata, ci sono delle cose, delle cose nostre che non possiamo dire ai figli perché li faremo male. Più stiamo qui e più andate a casa che dico. È difficile, è difficile. È difficile. È così facile l'obbedienza, invece. È più facile l'obbedire del comandante. Me l'ha detto lui. Io sono fissato qui sul grande inquisitore, il capitolo dei fratelli Karamazov. Oppure che è la stessa cosa alla fine, però Kant era molto più spiegativo. Pigrizia e viltà sono le ragioni per cui tanta parte dell'umanità rimarrebbe volentieri minorenni a vita. Insomma, il futuro dei nostri ragazzi dipende, oltre che da loro, moltissimo da noi. Perché siamo noi che li, tra virgolette, formiamo attraverso quello che facciamo di conseguenza, come conseguenza di quello che pensiamo. Dai, diamoci da fare. Che il mondo si può cambiare, sì. Bisogna però ragazzi. Tu poi io dico alcune cose tecniche. Sì, io chiudo con una cosa del libro che mi è piaciuta molto, forse significativa per me, però chi leggerà questo libro. Liliana Segre che dice Grande Colombo, nel dialogo. Posso aspetti un attimo? Prego. Cioè, il libro è molto più delicato. Quindi potete anche leggerlo senza preoccupazione. Assolutamente. Ci sono tanti spunti, tanti stimoli che si permettono chiaramente anche nel dialogo con Gerardo Colombo, però Liliana Segre che dice a Gerardo Colombo, vedi, antisemitismo e razzismo ci sono sempre, però in alcuni momenti è più facile che li emergano, che si vedano di più, che siano addirittura proclamati. Certo, se torna alla paura dell'altro, che oggi è demonizzato come un motore nella sana Europa, e ci si abitua a pensare che ci sono uomini forti a cui affidarsi, allora molto tranquilli non possiamo stare. Ci sono state città che hanno fatto barricate per poche decine di disgraziati arrivati dal mare. Bene, allora, terminiamo qua. Chi ha piacere di avere un autografo grande qua, è a disposizione assolutamente delle firme. Domani a parte l'incontro online che hai alle 10, alle 11:30 al Polo Tecnico, c'è un incontro con 400 ragazzi di 4 scuole di Sassari, dentro il progetto di Save the Children in futuro prossimo. È molto importante perché è un progetto che sta mettendo insieme tante biblioteche scolastiche di Sassari. Dalle biblioteche scolastiche e dalle scuole può rinascere l'amore per la lettura e per la cultura di cui questa città ha estremo bisogno. Ci saranno anche alcune piccole giornaliste e piccoli giornalisti, o non piccoli, ma comunque giovani, del progetto La Nuova Scuola Colonia Sardegna, di cui Agnetto è coordinatrice del Polo Tecnico, quindi riceverai anche domande precise da ragazzi che stanno facendo un lavoro. E poi sì, certo, ci saranno anche tanti insegnanti e tanti dirigenti. Grazie per quest'ora che ci hai regalato, grazie Gianfranco, grazie Gerardo e a tutti voi.